se guardiamo a quello che è capitato in altre regioni italiane, ve ne cito solo alcune: l'Abruzzo ha messo 1 milione di euro, l'Emilia-Romagna ha messo 1 milione di euro, il Piemonte ha messo 840.000 euro, ma addirittura regioni piccolissime o molto più piccole della nostra, come la Basilicata, hanno messo risorse importanti. Ecco, la cosa che preoccupa è che ancora una volta, di fronte a una condizione di crisi pesante di un settore specifico, quindi in questo caso parliamo degli impianti natatori, che evidentemente per la tipologia di attività che hanno una particolare esposizione sul fronte delle bollette, del costo dell'energia e del riscaldamento, ancora una volta non abbiamo previsto risorse. La Regione Veneto in bilancio non ha messo nulla in questa direzione. Tantissimi impianti rischiano di chiudere o hanno già chiuso per manutenzioni straordinarie, oppure di fatto perché volevano, o meglio dovevano, risparmiare sui costi dell'energia. È successo a Vicenza come in tante altre realtà della nostra regione, e il fatto che non ci siano al momento interventi in programma di nessun genere da parte della Regione Veneto è non soltanto preoccupante, ma vuol dire che non ci occupiamo di un settore in particolare difficoltà.